Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Tra Cotticelli e la Regione non c'è accordo per la scelta dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria, toccherà alla Ministra la designazione. Terreni e immobili messi in vendita dal Comune di Cosenza, un patrimonio da 20 milioni di euro per migliorare l'equilibrio finanziario. Ultima domenica di elezioni, si vota in 4 comuni calabresi per il ballottaggio, Rende, Corigliano Rossano, Gioia Tauro, Montalto. La CGIL si mobilita contro il federalismo differenziato, presentata la manifestazione del 22 giugno. Si è insediato il nuovo prefetto di Vibo, prende il posto di Giuseppe Gualtieri. Un centinaio di migranti ha partecipato al corso di orientamento al lavoro organizzato dall'Associazione Il Delfino e dal Centro per l'Impiego di Cosenza. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la sanità in primo piano, come previsto l'intesa sui nomi dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere tra regione e struttura commissariale non si è trovata. Ora spetterà al Ministero procedere con le nomine. Sentiamo. Il governatore Mario Oliverio lo aveva detto subito che non ci sarebbe stata nessuna intesa sui nomi dei commissari di aziende ospedaliere e aziende sanitarie. L'elenco, depositato il 23 maggio scorso al protocollo della Regione dal commissario Saverio Cotticelli e dal subcommissario Schell, passerà al Ministro della Salute. Mancato l'accordo tra la struttura commissariale e la Regione, scaduti i termini, spetterà al Ministro Giulia Grillo deliberare così come previsto dal decreto Calabria, a cui la Camera ha dato il via libera, decreto che approderà in Senato il prossimo 18 giugno. Il ministro avallerà le scelte. C'è un caso spinoso ed è quello di Gianluigi Scaffidi, designato all'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, che ha scatenato la bagarre in Parlamento. Il dato oggi però è che i 10 giorni previsti per l'intesa regione commissario sono trascorsi. Il destino della sanità calabrese sarà deciso a Roma. E adesso parliamo del Comune di Cosenza che ha deciso di vendere dei beni immobili, si tratta di palazzi e soprattutto di terreni per far cassa. L'obiettivo è raggranellare 20 milioni di euro. Sentiamo. Vendere per migliorare gli equilibri economico-finanziari. Il Comune di Cosenza vara il piano straordinario di alienazione immobiliare per il risanamento dell'ente. Il piano prevede la cessione di immobili per un valore totale di 20 milioni di euro. La prima fase ha avuto inizio con la pubblicazione di 11 avvisi esplorativi con scadenza 20 giugno per un valore di 8,5 milioni di euro. Nei prossimi giorni saranno pubblicati ulteriori avvisi per altri 11,5 milioni di euro. Si tratta, dicono da Palazzo dei Bruzzi, di un'azione prevista nel piano di risanamento dell'ente. Le entrate derivanti dall'alienazione saranno infatti destinate esclusivamente al miglioramento degli equilibri economico-finanziari. Tra i beni immobili messi in vendita in questa prima fase, 2 lotti di terreni ubicati in via Popilia del valore di 1.600.000 euro, l'immobile denominato ex casotto daziario, non di pubblica utilità, sito in piazza Mancini, immobili di proprietà del Comune di Cosenza ubicati nel Comune di San Giovanni in Fiore, un immobile ubicato in via Borsellino di 525 metri quadri e del valore di 788.000 euro. E adesso parliamo invece di un consiglio comunale movimentato, quello che si è svolto a Catanzaro questa mattina, una protesta da parte dei commercianti che contestano all'amministrazione comunale le scelte in materia di viabilità nel centro storico. Ma vediamo com'è andata con delle immagini amatoriali molto esplicative. Un consiglio comunale movimentato, quello tenuto stamattina a Catanzaro, interrotto dal gruppo di commercianti del centro storico della città che ha inscenato una protesta causando la temporanea sospensione dei lavori. I promotori della protesta, quasi un centinaio, hanno evidenziato le difficoltà legate al nuovo piano della mobilità, che secondo loro penalizza gli esercizi commerciali, riducendo i parcheggi per i clienti. I commercianti e alcuni residenti del centro storico che sono uniti nella protesta hanno chiesto la rimozione dei paletti di metallo, ritenuti dannosi per le loro attività, e la sospensione complessiva del provvedimento sulla mobilità che prevede l'inversione del senso di marcia su Corso Mazzini. Il sindaco Abramo, che avrebbe preferito una richiesta di riunione al blitz messo in atto, si è detto comunque disponibile al dialogo. I commercianti hanno predisposto un documento scritto con le loro proposte che hanno consegnato al sindaco chiedendo un incontro che potrebbe tenersi nei prossimi giorni. Ultima domenica di elezioni, si vota in 4 comuni calabresi per il ballottaggio: Rende, Corigliano Rossano, Gioia Tauro e Montalto. Vediamo.
Ultimi giorni di campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica prossima. 4 i comuni calabresi dove si voterà al secondo turno, sia Gioia Tauro, Rende, Montalto Uffugo e Corigliano Rossano. A 2 anni dallo scioglimento del comune per infiltrazione mafiosa, i cittadini di Gioia Tauro domenica prossima sceglieranno il nuovo sindaco. La sfida è tra Aldo Alessio, sostenuto da 2 liste di centrosinistra, e Raffaele D'Agostino, sostenuto da 2 liste di centrodestra. Al primo turno Alessio ha ottenuto il 44,7%, mentre D'Agostino il 24,5%. Riflettori accesi su Corigliano Rossano, dove per la prima volta si eleggerà il sindaco del comune unico nato dalla fusione delle 2 città dell'Alto Ionio Cosentino. Flavio Stasi e Giuseppe Graziano sono i 2 candidati alla carica di primo cittadino. Stasi, sostenuto da 5 liste, al primo turno ha ottenuto il 40,8%, mentre Graziano, sostenuto da 13 liste, ha riportato il 31,1%. Attenzione puntata anche su Rende, dove al primo turno si sono sfidati ben 9 aspiranti sindaci. Alla fine in gara sono rimasti l'uscente Marcello Manna, che ha ottenuto il 31,5% delle preferenze, e Sandro Principe, storico esponente del Partito Socialista Calabrese, in passato già sindaco della città del Campagnano, che si è attestato al 26,5%. A Montalto Uffugo infine la sfida è tra il sindaco uscente Pietro Caracciolo, che al primo turno ha sfiorato il successo con il 49,2%, e Ugo Gravina, già in passato sindaco di Montalto, che ha ottenuto il 31,2% dei consensi. In questi ultimi giorni prima del voto, nei 4 centri calabresi si anima il dibattito politico e il clima diventa sempre più infuocato. E adesso torniamo sul confronto di ieri tra Manna e Principe, che ha fatto tanto discutere, pur sapendo che in campagna elettorale i toni sono sempre accesi e alcune volte anche sopra le righe, ma la politica è anche questo. Sentiamo. Le cose funzionano così in campagna elettorale, piaccia o meno. L'acceso confronto mandato in onda dalla nostra rete tra i candidati a sindaco di Rende, Manna e Principe non sfugge alla regola. Al netto delle elezioni sul modo di organizzare e condurre un confronto tra candidati impartiti sui social da improbabili tecnici della comunicazione, ci preme precisare alcune cose, cioè intanto è assai riduttivo confinare oltre 80 minuti di confronto nelle poche battute involontarie di Sandro Principe, visto che il dibattito ha toccato i temi più importanti del confronto politico. Nell'osservare attentamente la trasmissione c'è molto materiale dal quale attingere per farsi un'idea sui 2 progetti politico-amministrativi in campo. In riferimento poi al pezzo contestato, vi è da dire che una registrazione a distanza di un paio d'ore dalla messa in onda è una diretta differita, è un ossimoro, ma è così. Veniamo alla questione del mancato taglio della parte incriminata. Ebbene, forse non tutti sanno che vige la par condicio, entro le cui regole si svolge il confronto elettorale. Detto questo, il candidato Sandro Principe ha chiesto ripetutamente alla struttura di omettere i 50 secondi nel corso dei quali si è lasciato andare in considerazioni da fuori onda, non rendendosi conto che in realtà la trasmissione stava proseguendo. Un taglio poteva essere fatto, certo, in situazioni meno attenzionate e non nel clima infuocato della campagna elettorale, ma si dà il caso che il competitor Marcello Manna, a cui spettava dare l'assenso per procedere alla cancellazione del pezzo in questione, non ha consentito, diffidandoci dall'operare manomissioni sul prodotto originale. Tutta qui la storia, il resto sono esercitazioni gratuite di dietrologia da bar. Tutto chiaro per chi è in buona fede, naturalmente. L'autonomia differenziata al centro del dibattito promosso dalla CGIL alla Lamezia Terme, una riflessione a più voci sulla fragilità di un meridione che rischia un ulteriore impoverimento. Sentiamolo Sabba Baldino. No all'autonomia differenziata parte dalla Calabria l'offensiva del sindacato. I segretari generali della CGIL e della FLC CGIL di tutto il sud a Feroleto Antico preparano la strategia in vista dello sciopero nazionale del 22 giugno a Reggio Calabria. Il sud riceverà meno di quanto gli spetta e solo una delle conseguenze del provvedimento si denuncia. L'autonomia regionalizzata che hanno chiesto le regioni Veneto, Lombardia e in parte anche l'Emilia Romagna è quella di trattenersi ed avere competenza su 23 materie e di trattenersi le proprie risorse, quindi cambia proprio la modalità di come si mantiene insieme questo Paese e la sua coesione. 23 materie e tra le quali c'è l'istruzione, la sanità, il lavoro, ma cambia il principio della distribuzione delle risorse, non solo
queste materie non le gestirebbe più lo Stato e quindi si rompe la coesione nazionale e non c'è più la garanzia di mantenere i servizi universali come la salute, l'istruzione e il lavoro, ma cambia anche la modalità di come si vanno a ripartire le risorse. Le risorse non saranno più ripartite secondo un principio della quota capitaria o della spesa standard, ma semplicemente un meccanismo che tiene insieme anche la cosiddetta residuo fiscale e in base a quello che è la produzione che un territorio ha. Significa che la ripartizione nelle regioni più ricche avrà un quid in più di risorse. Preparare, per dirla nel gergo dei rappresentanti dei lavoratori, la piattaforma di lotta di un Sud che rivendica sostegno. Chiediamo che questo governo non divida il Nord dal Sud, perché l'unità del Paese è quella che permetterà davvero all'Italia di uscire fuori dalla crisi. Sul Sud chiediamo maggiori investimenti, chiediamo per il Sud infrastrutture sociali ed infrastrutture economiche, quindi chiediamo che sia garantito ai cittadini del Sud il pieno diritto alla salute, all'istruzione, ad avere una casa, a poter studiare, ad avere gli asili nido, ad avere occupazione soprattutto stabile e riconosciuta come occupazione professionale di livello molto alto. Uno dei settori maggiormente penalizzato sarà l'istruzione, non hanno dubbi i rappresentanti dei lavoratori della Federazione della Conoscenza. Noi pensiamo che il trasferimento dei poteri alle regioni possa mettere in discussione la stessa libertà di insegnamento, perché ci sarebbe un controllo diretto da parte della politica territoriale nei confronti della scuola e questo è molto pericoloso. Concluso il corso di orientamento al lavoro organizzato dal Delfino, dal Centro per l'Impiego di Cosenza, destinato a stranieri richiedenti asilo ospitati nei CAS di Castiglione e di Pignano. Il traduttore spiega le finalità e le problematiche del corso. L'apprendimento della lingua e lo sviluppo di competenze lavorative sono due dimensioni centrali nel processo di integrazione, perciò è importante costruire un'offerta coordinata. Da qui nasce il corso di orientamento al lavoro dei cittadini stranieri richiedenti asilo, promosso dall'Associazione Il Delfino con la collaborazione del Centro per l'Impiego di Cosenza. Insieme a Delfino abbiamo seguito questo 100 ragazzi che hanno fatto durante quest'inverno delle giornate vere e proprie di orientamento all'interno della struttura che li ospitava con la nostra partecipazione. Oggi chiudiamo questa manifestazione e l'abbiamo voluto fortemente accoglierli qui al Centro per l'Impiego per dare una testimonianza e consegnare loro un attestato e dimostrare che è possibile collaborare fra pubblico e privato. Questa è la vera scommessa che si dovrà fare in futuro. Il Centro per l'Impiego, oltre ai servizi che eroga a favore dei cittadini, ha dedicato uno sportello per i cittadini stranieri dove ad oggi abbiamo oltre 25.000 iscritti, un'assistenza diretta, un accompagnamento e oggi abbiamo voluto dimostrare che grazie all'iscrizione al Centro per l'Impiego di Cosenza, con la documentazione giusta, possono tranquillamente intraprendere un vero e proprio percorso, anche volendosi spostare al nord, si porteranno dietro questa iscrizione e la potranno utilizzare. Questo è il nuovo concetto fra pubblico e privato. I cittadini stranieri ospitati nei CAS di Castiglione e di Pignano hanno partecipato a questo progetto che è un ulteriore passo verso l'integrazione. I ragazzi hanno svolto anzitutto un percorso formativo e nelle prossime settimane invece lanceremo un'iniziativa in cui i ragazzi andranno nelle aziende per far vedere che cosa sanno fare, quindi non andranno ad osservare i processi produttivi ma andranno a mostrare che cosa sanno fare. Sostanzialmente i settori di maggiore interesse sono quelli manifatturieri, quelli legati all'agricoltura e anche all'artigianato, in cui sono veramente molto bravi. Adattarsi non è semplice e in qualche caso i cittadini stranieri hanno deciso di abbandonare il percorso formativo. Purtroppo l'esito non è stato felice perché abbiamo dovuto interrompere questo tirocinio in quanto il ragazzo non si è adattato alle nostre esigenze lavorative e ai nostri ritmi lavorativi. La cosa importante da far capire a questi ragazzi è che la nostra realtà è costellata di piccole e medie imprese che hanno delle esigenze lavorative molto particolari, che richiedono flessibilità, che richiedono un adattamento al lavoro molto elastico, per cui se c'è da fare un piccolo sacrificio in più per il mantenimento del posto lavoro, noi lo facciamo per mantenere in vita le nostre aziende, quindi lo pretendiamo da chi collabora con noi. A Vibo adesso, dove si è insediato il nuovo prefetto Francesco Zito, questa provincia ha detto deve invertire la rotta.
È romano, ha 60 anni, arriva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Calabria la conosce bene, essendo anche commissario prefettizio a Ciro Marina, un ruolo che continuerà per il momento a mantenere. Francesco Zito, il nuovo prefetto di Vibo Valentia, come primo atto ufficiale ha voluto incontrare la stampa. Togliere Vibo Valentia dagli ultimi posti delle classifiche negative in cui è precipitata negli ultimi anni è uno dei suoi principali obiettivi. Questo è il proposito mio e di tutta la prefettura, cercare di migliorare la sostanza e cercare di migliorare anche l'immagine che la provincia di Vibo Valentia ha. Lei arriva come persona esperta nel rapporto con gli enti locali, da questo punto di vista il dialogo deve essere fondamentale. Assolutamente, gli enti locali sono l'interfaccia con i cittadini e noi cercheremo di essere interfaccia tra la prefettura, quindi le istituzioni e gli enti locali. Ci pare di capire il suo approccio vuole essere costruttivo, positivo. Assolutamente sì, bisogna cercare di migliorare ma soprattutto di evidenziare le positività del territorio, non tutto è negativo assolutamente, quindi cercheremo in collaborazione con tutti coloro che vorranno darci collaborazione, no, di arrivare a questo risultato. Il primo messaggio che può lanciare ai cittadini della provincia di Vibo Valentia? Che la provincia di Vibo Valentia è una bellissima provincia, non solo dal punto di vista paesaggistico, non solo per il mare, non solo per la montagna, ma che ha tanti aspetti positivi che deve valorizzare. I Carabinieri festeggiano i 205 anni di storia, nel prossimo servizio la cerimonia che si è svolta a Cosenza. L'Arma dei Carabinieri celebra il 5 giugno la sua fondazione, in tutte le città c'è una grande festa, naturalmente noi la seguiamo a Cosenza, qui dove c'è anche una bella mostra da vedere che racconta l'Arma e racconta naturalmente anche la storia d'Italia. Sentiamo il colonnello Piero Sutera che è il comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza. Oggi festeggiamo 205 anni tra la gente, con la gente, vissuti intensamente, e siamo veramente orgogliosi di questo. In 205 anni abbiamo costruito una storia e le pagine di questo libro sono state scritte da tanti carabinieri che con il sacrificio personale hanno anche donato la loro vita per la patria. E poi a queste pagine si aggiungono quelle che sono state scritte da tanti altri carabinieri con sacrificio ma in silenzio. Sono le pagine che vengono scritte tutti i giorni nel servizio quotidiano prestato alle comunità, servizio che viene prestato come da 205 anni con dedizione, passione, spirito di sacrificio, ma soprattutto con un'idea di fondo, quella di poter essere sempre vicino ai più deboli e a chi è in vero stato di difficoltà. Nella particolarità di questa giornata c'è l'inaugurazione di una mostra che racconta l'Arma dei Carabinieri, ma in qualche modo racconta anche l'Italia. Guardi, la definirei un fiore all'occhiello, forse l'elemento in più, il quid pluris di questa cerimonia, perché stiamo presentando alla provincia di Cosenza una mostra che decennio dopo decennio ripercorre le tappe salienti della vita della nostra patria, e in tutte queste tappe salienti, che sono fatte anche di momenti difficili, di amarezza, fatti di sangue molto crudi, ma anche momenti significativi, belli, come celebrazioni anche di vittorie sportive, il carabiniere è sempre presente o in primo piano o sullo sfondo, e questo probabilmente, anzi sicuramente significa che il legame tra i carabinieri e l'Italia è un legame profondo e direi quasi indissolubile. Senta colonnello, è importante poi anche alla fine dare un riconoscimento a chi opera sulla strada davvero tutti i giorni. Assolutamente, questa è la festa dei carabinieri, è la festa di coloro i quali tutti i giorni attraversano le strade della nostra provincia per assicurare la sicurezza, e io credo che oggi dobbiamo festeggiare e stringerci ai carabinieri perché sono un patrimonio delle comunità. I nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Diventa definitivo l'ergastolo per i boss di Cutro. La Corte di Cassazione ha confermato le pesanti condanne comminate in appello. Ergastolo per il presunto capo Nicolino Grandearacri e per suo fratello Ernesto, accusati tra l'altro di essere i mandanti dell'omicidio del boss Antonio Dragone. Il procedimento è scaturito dall'inchiesta Chiteron della DDA di Catanzaro contro la cosca che comandava sulla Calabria mediana e settentrionale.
Gesti di cartone all'ospedale di Reggio Calabria. Il tribunale ha assolto l'ortopedico che diffuse le foto dello scandalo. Per questo il medico era stato sospeso dal servizio per 6 mesi con l'accusa di aver danneggiato l'immagine dell'azienda. Sanzione definitivamente annullata adesso dal tribunale di Reggio Calabria. Beni per oltre 3 milioni di euro sono stati sequestrati al boss dell''ndrangheta lombarda Francesco Manno. Ad operare il sequestro è stata la divisione anticrimine della questura di Milano. Manno, considerato capo della locale di Pioltello, era stato coinvolto nella maxi indagine Infinito ed è in carcere dal 2010. Dovevano rinnovare il supermercato e hanno pensato bene di disfarsi di tutta la merce avanzata sigillata in sacchi, gettandola in un'area boschiva di San Demetrio Corone. Padre e figlio di 69 e 40 anni, titolari di un esercizio commerciale, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri per abbandono di rifiuti pericolosi e speciali su aree non autorizzate. Una giornata interamente dedicata all'osservazione della cicogna bianca in natura, il programma dell'8ª edizione del Cicogna Day, organizzato per sabato 8 giugno dalla sezione Lipu di Rende. Attualmente sono 30 le coppie di cicogne nidificanti censite tra la provincia di Cosenza e Crotone, di cui 28 su nidi artificiali. Farà discutere, approfondire una notizia apparsa su alcuni siti, tra l'altro su Repubblica.it, che racconta di una donna straniera, forse romena, probabilmente in stato di ebbrezza, che è stata 3 ore riversa per terra, sarebbe stata 3 ore riversa per terra sotto il sole cocente, e solo con l'arrivo di una seconda ambulanza sarebbe stata soccorsa e portata in ospedale dopo che una prima se n'era andata senza intervenire. Ripetiamo, una notizia riportata da diversi siti, da verificare, da approfondire, una storia che se appunto fosse reale sarebbe molto grave. 5 istituti scolastici partecipanti all'edizione 2019 del progetto Sorrisi per avvicinare i più piccoli alla lettura, gli autori in erba premiati alla cittadella regionale. Si chiama Progetto Sorrisi, promosso dall'Associazione Fantasia e sostenuto dalla Regione Calabria nell'ambito della legge per il diritto allo studio, e ha coinvolto durante l'arco delle 6 edizioni organizzate oltre 1000 bambini calabresi in attività di educazione alla lettura e scrittura creativa. Bambini dei 5 istituti comprensivi coinvolti hanno presentato le nuove storie originali scritte a più mani e sono stati premiati alla cittadella regionale gli istituti Petronà, Tedeschi di Serra San Bruno, Rogliano, Borrelli di Santa Severina e Scopelliti Green di Rosarno. Hanno preso parte all'evento finale con alunni e insegnanti. Di anno in anno, visto che comunque l'online, quindi il libro elettronico, denominato ebook, è sempre al centro dell'attenzione, si cerca sempre di dare più spazio a questo aspetto. Però devo dire anche che il bambino è sempre un potenziale lettore che ama di più leggere sul cartaceo. Non per niente oggi andiamo a regalare diversi libri cartacei ai ragazzi, perché comunque è sempre un qualcosa di storico e concreto di quello che si fa della lettura. L'obiettivo è quello di avvicinare i più piccoli al mondo dei libri nella doppia veste cartacea e digitale, offrendo la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la creatività e i linguaggi multimediali. L'iniziativa ha arricchito l'offerta formativa delle aree periferiche e interne attraverso un percorso disseminato lungo l'intero territorio regionale. Sono tutti bellissimi, però alcuni in particolare sono dei personaggi e delle ambientazioni che ti stupiscono, perché loro riescono a uscire fuori dal sistema adulto che ha una razionalità, invece loro riescono a passare da un posto fantastico a un altro in un battibaleno. Vediamo adesso le previsioni del tempo per le prossime ore. Condizioni meteo più estive nei prossimi giorni grazie ad una rimonta dell'anticiclone che porterà anche un netto aumento delle temperature. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, temperature in lieve aumento con valori massimi fino a 30 gradi nelle zone interne. Domani poco mosso il Tirreno con venti deboli di direzione variabile, generalmente mosso lo Ionio con venti moderati dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci, buona serata.